lingua è uno strumento identitario di grande importanza, senza nulla togliere alla opportunità di avere una standardizzazione del sardo e avere un pieno riconoscimento del sardo come lingua ufficiale anche in documenti scritti. In questi incontri invece ci confrontiamo su quella che è la lingua parlata e le differenze che marcano anche così le comunità locali. Questo tipo di incontri è volto a dare un panorama generale della situazione linguistica della Sardegna, quindi del sardo, quindi del sardo nelle sue diverse articolazioni locali e anche delle altre varietà linguistiche che si parlano in Sardegna, cioè essenzialmente il sistema sardo-corso del gallurese e del turritano sassarese e l'algherese di Alghero, quindi il catalano di Alghero, e successivamente anche le varietà liguri di Carloforte e Calasetta. Il sardo in quanto lingua viva, il sardo e anche le varietà alloglotte parlate in Sardegna in quanto varietà linguistiche vive fanno parte della articolazione della Sardegna di oggi, nella speranza che proprio all'interno dei giovani che stanno fuori dalla Sardegna ci sia, come credo c'è effettivamente, un recupero del proprio patrimonio linguistico.